Un'opera principe che caratterizza questo mandato amministrativo. Così il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, descrive la rotatoria che verrà realizzata all'incrocio di via San Pio X con la strada provinciale 667 e la regionale 53. Il cantiere vedrà il suo clou nel fine settimana, quando verrà posato il condotto prefabbricato composto da 9 elementi modulari che formeranno la struttura portante del sottopassaggio ciclopedonale alla regionale. Contestualmente, accanto ai lavori sui sottoservizi, verrà improntata la rotatoria con possibilità di transito nella doppia direzione al termine dell'intervento. Il passaggio dei pedoni avverrà con un attraversamento ad impianto semaforico posto sul lato est della rotatoria stessa. Per facilitare questi interventi, la decisione di chiudere nel fine settimana un tratto della statale 53. Acceleriamo i tempi, mitighiamo il disagio. Nel weekend alla domenica i camion non circolano e quindi verosimilmente dovremo creare un disagio minimo. L'ordinanza del Comune, che segue quella di Veneto Strade, prevede la chiusura temporanea del tratto di strada regionale dalle 14 di sabato alle 24 di domenica, con il traffico che verrà deviato lungo un anello a sud opportunamente segnalato. Sarà una sfida importante anche questo weekend, perché vedranno impegnate tante persone per completare i lavori tra sabato e domenica. Si lavorerà di notte, vi sarà un presidio dei volontari dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri per garantire la viabilità in sicurezza.